Io ho sentito un gran colpo, mi pensavo che fosse la macchina stoppare una gomma e dopo ho sentito una gran frenata e basta. Travolta e trascinata per 150 metri sull'asfalto nel cuore della notte, Miriam Ciobanu, questa bellissima ragazza di appena 22 anni di Ona di Fonte, era a piedi lungo via Vittorio Veneto a Pieve del Grappa quando è stata presa in pieno da un'Audi guidata da un ragazzo poco più che suo coetaneo. L'impatto è stato talmente forte da rendere irriconoscibile il corpo di Miriam, letteralmente fatto a pezzi da quell'auto a cui forse la ragazza aveva cercato di chiedere un passaggio. Così ha detto suo padre che se ha visto la ragazza venire fuori dal campo, ma non so, Quindi ha attraversato questo campo qui. ma può darsi che veniva fuori magari per fermare il ragazzo per dare un passaggio, se non si sa adesso. Diversi i testimoni accorsi dopo il botto, tra questi c'è Walter Reginato. Queste sono le parole che il 23enne, l'investitore, avrebbe detto al papà accorso poco dopo lo schianto. La ragazza è sbucata dai campi, dirà: non l'ho vista, me la sono ritrovata davanti. L'ho sentito, pensava aver preso una bestia o qualcosa, sboccata, io non ho visto niente, me la sono trovata in mezzo, piangeva. Era in fondo che piangeva. La scena che si presenta agli occhi dei soccorritori e forze dell'ordine è raccapricciante. Il silenzio rotto dal boato dell'auto, che ora è sotto sequestro, e il pianto del 23enne. Il giovane viene portato in ospedale sotto shock. I risultati degli esami effettuati nell'immediato dai carabinieri di Castelfranco Veneto sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso riveleranno che stava guidando sotto l'effetto di alcol e droga. Per questo è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Si corre su questa strada. Ha fatto 10 morti fino adesso. 2 famiglie distrutte in una manciata di secondi, quella di Miriam, che oggi non c'è più, e quella di un giovane, ora in carcere, che dovrà fare i conti con la tragedia che ha causato.